Eccoci qua cari amici, vi do il buongiorno a tutti. Oggi sabato 4 dicembre del 2021 mi trovo nelle zone non lontanissimo da Asiago, provincia di Vicenza. Siamo comunque nel comune di Vicenza e sono venuto con Giacomo e Luca, il contadino di Rovereto, e da qua partirà proprio il primo filmato e vi faccio vedere appunto questa strada che è stata abbastanza ripida. Per salire abbiamo abbandonato l'auto in fondo alla valle e abbiamo fatto un bel dislivello di salita. Tutto per cosa? Tutto perché non ho ancora visto con i miei occhi, tutto per andare a cercare un vecchio camion abbandonato in una cava. E niente, adesso vi faccio vedere così un po' la prima cosa hanno trovato qua gli amici e ve lo faccio descrivere qua dal bravissimo Giacomo. Ecco qua che insomma mi ha aspettato, era anni che mi diceva vieni in questa zona. Eccoci qua cari amici, qua siamo in diretta. Allora Luca, cosa abbiamo trovato qua? Un vecchio motore stazionario. Ecco qua, attenzione. Attenzione che qua sono già scivolato. Raccontami un po' Giacomo, cosa sarebbe questo? Questo è il motore di traino del carrello che abbiamo visto prima, che non sappiamo se è un carrello che portava giù il materiale di scarto o per portare su i carburanti per i mezzi che poi andremo a vedere. Eccoci Comunque, qua. abbiamo visto c'è un freno da camion come sistema di frenata, freno a tamburo abbiamo, e un freno, come ha detto il grande Luca, un freno a mano quando che per stazionario. Il cambio non c'è più, però il motore c'è ancora, vecchio motore tedesco. Quella era una Pulesa, cos'è che? Allora, questo è il volano del motore. Volano? E il motore è raffreddato a acqua, non ha radiatore, metti proprio l'acqua sul monoblocco esterno del motore. E andava sicuramente, qua c'è la puleggia, andava a tirare quelle cinghie, ci sarà stato un cambio di sicuro. E un motore monocilindrico, funzionale, avrà avuto sicuramente dei ridotte. No, teneva diretto. Quella... Attenzione. Abbiamo un coso differenziale. Sì. Guardate qua cari amici, appassionati di veicoli vintage, siamo un po' alla ricerca, come si dice, un video un po' fuori programma questo, perché i veicoli effettivamente abbiamo ancora da trovarli, però insomma siamo sulla strada giusta. Guardate qua, Luca il contadino di Rovereto, fammi un saluto Luca. Ciao. Com'è stata la salita? Bella, lei la discesa che è molto Esatto, più... Renatone ce l'avrebbe fatta? Men in Black, la prima salita moriva lì. Ecco qua. E niente, qua abbiamo Giacomo, qua appunto esperto, appunto camionista anche lui e amante del movimento terra. E appunto Giacomo mi dicevi che ci porterai insomma in una oasi abbandonata di ferri vecchi. Speriamo che ci siano tutto, ma di sicuro non hanno portato via niente. Ecco qua, Con questo cari amici vi saluto, è la prima puntata qua e preparatevi a tutta la serie delle puntate. Ecco qua, siamo solo all'inizio. Saluto tutti. Saluto anche Demis che gli ho dato la diretta della salita, saluto anche Moreno che questa mattina abbiamo filmato il suo camion, eccetera eccetera. Ragazzi, la strada dopo effettivamente fa paura. Tutto per cosa? Per un vecchio Fiat, ma ne vale la pena ammazzarci quasi, portiamo a casa la pelle, va là. Esatto. Faccio vedere qua ancora la puleggia qua, ecco qua. Se trovo le cose, ragazzi vi saluto, ciao a tutti. La pazzia c'è anche per fare queste cose. E Luca, la pazzia c'è? Sempre. E non poca? Sì, e salutiamo tutti i pazzi che ci conoscono. Ciao a tutti, spettacolo. Ciao Max, la tua gamba, salivi? Ciao carissimo.